TAV, la battaglia politica, si combatte sul fronte dell'alta velocità. Da una parte i cantieri che cambieranno faccia a Vicenza, dall'altra quelli che dicono no. No TAV, gli attivisti che fanno resistenza, che si oppongono, che manifestano. Destino vuole che uno degli edifici che verranno abbattuti dalla TAV sarà proprio il bocciodromo, da 15 anni casa degli attivisti che si stanno battendo contro non solo la costruzione ma anche il concetto di alta velocità. D'altra parte è pure scaduta la concessione per l'utilizzo della palazzina di Via Rossi ai ferrovieri. Gli attivisti hanno traslocato, hanno portato via tutto, hanno restituito le chiavi al comune e poi hanno occupato quello che è rimasto, un guscio vuoto, una palazzina destinata a essere abbattuta. La domanda che viene da farsi è: perché se erano già dentro, uscire dalla porta per poi rientrare dalla finestra? Se avevano deciso che occupazione dovesse essere, perché prima traslocare? Perché occupare degli spazi che svuotati non sono più attrezzati per vivere? Certo è che oggi la reazione politica del centrodestra è forte, a cominciare dall'ex sindaco targato Fratelli d'Italia, Francesco Rucco, che chiede all'attuale sindaco del Partito Democratico di attivarsi per far sgomberare il bocciodromo. Ancora una volta la dimostrazione di un atteggiamento contro le regole, contro l'amministrazione comunale che però deve prendere attraverso il sindaco le distanze in maniera netta e decisa. Quell'immobile va abbattuto per l'alta velocità e alta capacità, non possiamo lasciare spazio a chi non rispetta le regole e quindi provveda immediatamente il sindaco a fare intervenire le forze dell'ordine per uno sgombero immediato. E il sindaco cosa risponde? Beh, da parte sua anche Giacomo Possamai condanna l'occupazione. È evidente che non ci possono essere giustificazioni per l'occupazione di un immobile se quell'occupazione è abusiva. Tra l'altro quello è un immobile che tutti sappiamo verrà abbattuto. Per noi è cruciale che il lavoro fatto da questura, prefettura in maniera eccellente in questi mesi possa proseguire, quindi che venga mantenuta comunque la pace sociale, l'ordine pubblico, perché questa è una città che ha bisogno di poter proseguire serena e tranquilla.